Crisi Stefanelli, l'azienda annuncia ai sindacati il piano di esuberi per la sede storica di Ponte di Piave, 52 su 76. La CGIL inaccettabile, scattano gli scioperi, venerdì l'incontro al Ministero dell'Economia. Slitta ancora di 45 giorni il decreto attuativo del Fondo per il ristoro dei risparmiatori vittime del crack delle popolari, le associazioni rimangono in attesa. Il caso del post su Facebook della sezione Ampi di Rovigo, mentre il mondo politico continua ad attaccare, l'associazione Partigiani prende ufficialmente le distanze. Dalla testimonianza shock di un'anonima ex detenuta a fanpage alle smentite dell'ex direttrice del carcere della Giudecca, il giallo della gente morta per un colpo di pistola alla testa fa tremare l'istituzione penitenziaria a Venezia. Degrado e spaccio in piazza Salvemini nell'area ex PP1 a Padova. Residenti e lavoratori ostaggio dei pusher denunciano la situazione con un video. Verrà posata domattina tra le 5 e le 6 l'ultima paratoia mobile che completa la predisposizione del Mose, completato così nella sua parte meccanica, ma le barriere non sono ancora in grado di alzarsi. Cartelli contro chi abbandona i rifiuti, Marostica sceglie la multa ma anche delle frasi a finalità educativa che fanno discutere. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneta dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'economia con la crisi Stefanella. A breve faremo il punto su quelli che sono gli ultimi sviluppi con quanto annunciato oggi dall'azienda di Ponte di Piave ai sindacati, ma in primo piano anche il crack delle popolari, perché slitta ancora di 45 giorni il decreto attuativo del fondo di ristoro per i risparmiatori e le associazioni rimangono in attesa. Fondo indennizzo risparmiatori, ancora un rinvio. Il decreto attuativo che dava sostanza al fondo sarebbe dovuto essere pronto a fine gennaio ed invece slitta di oltre un mese. La notizia l'ha data il vice ministro Alessio Villarosa stamane all'incontro al MEF con la cabina di regia delle 20 associazioni rappresentative dei risparmiatori. C'è stato risposto che ci sarà la prima bozza del decreto semplificato con un piano di massima semplificazione entro una settimana ed entro 45 giorni il decreto attuativo sarà attuato. Di fatto, lamentano le associazioni, ci si trova di fronte ad uno sdoppiamento da un mini decreto per quello che riguarda, diciamo così, la modulistica e tra 45 giorni a questo punto si spera il decreto attuativo vero e proprio, oltre un mese di attesa nel corso del quale potrebbe succedere ancora di tutto. Diciamo che non siamo molto felici per quanto riguarda il non rispetto del 31. Di data in data, di ultimatum in ultimatum, intanto passano i giorni e tra limature, requisiti, modulistica e fondi reperiti e reperibili, i risparmiatori beffati dal crack delle popolari non hanno ancora visto alcun ristoro. Rimane a quanto pare al momento un'unica certezza alla quale le associazioni si aggrappano. C'è stato l'impegno che questo fondo manterrà la precedente struttura e quindi sarà un acconto iniziale, quindi i conti dormienti andranno ulteriormente a alimentare questo fondo e, cosa più importante, anche i vecchi soci avranno la rivalutazione monetaria con una forma di interessi. Come annunciato adesso il punto sulla crisi Stefanel con l'annuncio dell'azienda ai sindacati degli esuberi. 52 esuberi su 76 addetti, e questo è il numero che ha fornito la Stefanel alle organizzazioni sindacali. Si parla del 63% in meno di personale, una riduzione drastica nella storica azienda di Ponte di Piave, una ferita per il mondo economico trevigiano. Solo alcuni giorni fa l'assessore regionale Donazzana aveva dichiarato: Stefanel deve dirci che cosa vuole fare, un'azienda veneta e vogliamo che resti qui, ma il futuro oggi è sempre più incerto e difficile. Cristina Furlan della Filtem CGIL ha spiegato che la comunicazione è arrivata ieri. È una comunicazione che ovviamente non possiamo accettare. Riteniamo che il 63% dei lavoratori che vengono lasciati a casa sia una percentuale elevatissima. Se poi consideriamo che alcuni di questi sono già a Milano, significa che a Ponte di Piave
si possono considerare come esuberi quasi il 70%. Lo storico marchio del tessile nei giorni scorsi aveva avanzato la richiesta di cassa integrazione a rotazione per 244 dipendenti su 253 in tutta Italia. Ora hanno sciolto ogni riserva sugli esuberi, un piano che va rigettato in toto, tuona la Filtem CGIL. Questa mattina l'assemblea dei lavoratori. I lavoratori hanno dato un mandato di un primo pacchetto di 20 ore di sciopero da utilizzare durante la trattativa. Non abbiamo ancora capito qual è il piano industriale di Stefanel, spiega Cristina Furlan, ma siamo in attesa dell'incontro a Roma con il Ministero per lo Sviluppo Economico che si terrà giovedì 1 febbraio. Lì l'azienda dovrà dire effettivamente che intenzioni ha, che cosa vuole fare dei negozi, che cosa vuole fare del sito produttivo di Ponte di Piave e che cosa ne sarà del futuro di questa grande azienda. Pochi giorni e forse si capirà quale sarà il futuro della Stefanel, ma per i lavoratori queste sono ore di terribile attesa. Torniamo ora a occuparci del post su Facebook della sezione ANPI di Rovigo, secondo cui le foibe sarebbero state un'invenzione. Insorge il mondo politico mentre l'associazione Partigiani prende ufficialmente le distanze. La segreteria nazionale che prende le distanze, la sezione di Rovigo che non ha idea di chi possa aver pubblicato quel post, il presidente del Veneto Luca Zaia che dice a tutti capita di sbagliare, ma che l'ANPI possa aver sostenuto anche soltanto per un secondo che le foibe e Basovizza sono un'invenzione ci lascia sgomenti. Piovono reazioni incessantemente al post negazionista dell'associazione Partigiani di Rovigo che parla di foibe come invenzione storica. Il post comparso è sbagliato e non rappresenta affatto la posizione della nostra associazione, chiariscono dall'ANPI nazionale, accusando la destra estrema di aver scatenato una campagna stampa contro i partigiani e l'eredità che hanno lasciato. Io sto alla dichiarazione del presidente dell'ANPI di Rovigo, che non sa nemmeno chi l'abbia messo questo post, ormai su Facebook gira di tutto e di più. Ma noi la posizione come ANPI, ma come ANPI complessivamente a livello e locale e nazionale è sempre stata chiara su questa questione delle foibe. Le foibe ci sono state, c'è stata tanta sofferenza da parte della popolazione, degli italiani che vivevano in quelle zone. Però occorre anche capire il contesto in cui avviene tutto questo, il contesto della guerra. Il caso di Rovigo però scuote il mondo politico. Il male peggiore per le nostre giovani generazioni, afferma il governatore Zaia, è il revisionismo che si alimenta di fake news e di web. Zaia non è l'unico esponente leghista a far sentire la sua voce. Dire che le foibe sono un'invenzione dei fascisti è un grave insulto alle vittime dei crimini dei partigiani jugoslavi, tuona l'eurodeputato Mario Borghezio, mentre per il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin rinnegare una tragedia simile è da pazzi. Mi confronterò con il ministro dell'interno Matteo Salvini, conclude, per capire quali provvedimenti prendere nei confronti della sezione ANPI di Rovigo. Ma dall'associazione restano fermi in un necessario distinguo. Noi non neghiamo niente, non ci riconosciamo certamente in quel post, riconosciamo che le foibe sono state un grande dramma, però anche occorre vedere la parte degli altri, perché se andiamo in Slovenia e in Croazia loro raccontano un'altra storia e quindi occorre in qualche modo trovare la capacità di leggere la storia nel modo giusto. Le guerre civili purtroppo sono quel che sono. Vi mostriamo ora i video che ci ha mandato un nostro telespettatore per denunciare il degrado che affligge Piazza Salvemini e l'area dell'ex PP1 a Padova. Siamo andati a vedere di persona com'è la situazione. Una ragazza cammina verso una delle recinzioni dell'area ex PP1, angolo di Padova, incastrato tra la stazione e via Trieste, da anni abbandonato al degrado. Eccola mentre fa un cenno con la mano. Dal muro si vede un'altra persona che tenta di scavalcare e dopo una breve conversazione le dà qualcosa, poi si allontana. Questi video li ha inviati alla nostra redazione un telespettatore esasperato dallo spaccio continuo che affligge la zona. La donna che vedete nelle immagini è una presenza quotidiana, ci scrive il telespettatore,
spacciatore che non vuole comparire per paura di ritorsioni da parte degli spacciatori. Lui lavora in piazzetta Salvemini, che si affaccia proprio su quella recinzione, e queste scene le vede ogni giorno. È proprio in pieno giorno, durante la pausa pranzo, che si notano i due volti di piazzetta Salvemini. Da un lato uffici anche prestigiosi, dall'altro quel che resta di una siringa ancora sporca di sangue. Siamo ostaggio degli spacciatori e del degrado, raccontano alcuni lavoratori che abbiamo incontrato oggi. Purtroppo non mi sento molto sicura di uscire la sera da lavoro e infatti penso che sia abbastanza imbarazzante la situazione. Esco per le 18, 18:30, c'è brutta gente, quindi tengo il passo abbastanza spedito. Si è consapevoli che il problema c'è da queste parti. Proprio mentre stiamo girando queste immagini, tra siringhe e cocci di bottiglia, ecco qualcuno avvicinarsi. Ci hanno visto e a passo ben spedito si allontanano. È attraverso questo muro che avviene il passaggio tra gli acquirenti di droga e i venditori, un passaggio che, come avete visto dai video che ci ha mandato il nostro telespettatore, avviene a tutte le ore ed è quotidiano. Un bivacco continuo nei portici dei palazzi, di sera qua dalle 16 in poi d'inverno e dalle 20 in poi d'estate è un campeggio continuo di spacciatori e bandati. Una situazione sotto gli occhi di tutti che ormai si è incancrenita, perché a Padova lo spaccio si insinua e affligge come una piaga tutti i luoghi abbandonati, e l'area dell'ex PP1 ne è l'esempio più lampante. E a proposito di droga, sono allarmanti i dati che arrivano dal Dipartimento Dipendenze dell'ULSS 3. Sempre più giovani, molti minorenni consumano eroina e cocaina. Negli ultimi anni si stanno avvicinando ai servizi per le dipendenze ragazzi che appartengono a fasce di popolazione giovane, e ogni anno prendiamo in carico nei SERD, dell'ASL 3, circa 350 ragazzi sotto i 25 anni, di cui un centinaio nuovi. Sono ragazzi che iniziano ad assumere, ma anche ragazzi che fanno già un uso di eroina e di cocaina. Tra gli oltre 100 assuntori identificati dai carabinieri nell'operazione Piave 2 che ha portato all'arresto di 13 spacciatori, molti erano giovanissimi, secondo quanto dichiarato dai carabinieri, dati confermati anche dal Dipartimento Dipendenze dell'ULSS 3. Si stanno avvicinando al servizio anche ragazzi molto giovani, al di sotto dei 15 anni, 14-15 anni, che hanno iniziato già a usare eroina, un'eroina che viene usata non più come in passato per via endovenosa, ma spesso ultimamente la modalità d'uso è quella della via inalatoria, che dà meno l'immagine del tossicodipendente, ma che purtroppo causa altrettanto danni, tra cui anche una dipendenza. Ma cosa induce ragazzi tanto giovani a rifugiarsi nella droga? Ognuno ha una storia a sé, ci sono ragazzi che hanno storie familiari molto difficili, altri ragazzi che hanno disturbi comportamentali associati all'uso di sostanze, altri ragazzi che dietro hanno un disagio che può essere psichico, psicologico, che li induce a trovare nella sostanza un certo tipo di beneficio, di piacere. Questi però sono solo una parte. Sicuramente noi abbiamo chi arriva al CERT, chi ha già un problema iniziale o conclamato. Poi ci sono tutta una parte di sommerso di persone che fanno difficoltà ad accedere al servizio, ma l'obiettivo dei CERT in sinergia con altre istituzioni, con il Comune di Venezia, con i colleghi del lavoro di prossimità, è quello per esempio di andare il più precocemente possibile a intercettarli e a avviarli a un percorso di valutazione ed eventualmente di cura. Nuove agghiaccianti testimonianze sugli ultimi giorni di vita di Sissi Trovato. L'agente di polizia penitenziaria l'ha trovata senza vita con un colpo di pistola alla testa, testimonianze da un'ex detenuta del carcere della Giudecca. Alcune settimane prima del colpo di pistola che l'avrebbe portata alla morte dopo 2 anni di coma, Sissi Trovato Mazza avrebbe subito un pestaggio. A raccontarlo ai giornalisti di Fanpage un'anonima ex detenuta del carcere della Giudecca. Un po' dopo, sì, perché mi ricordo che mi dicevano non posso neanche giocare a biliardo, perché lei giocava a biliardo, perché aveva dei lividi sulla mano. Però non mi ha detto, perché lei aveva già avuto uno sketch con e mi ha detto se ti dicessi che mi hanno menato. Secondo la testimonianza, Sissi era entrata in conflitto con alcune colleghe agenti di polizia penitenziaria per aver denunciato alla direzione la presenza di droga all'interno delle celle.
Allora, il primo rapporto disciplinare che si è fatto è stato quello della droga. Si faceva delle perquisite dove ne ha trovato pastiglie o altre cose. Si è sempre trovato tutto, è quello il punto. Perché quando si è trovato tutte queste cose in più, è stata proprio cancellata. È successo tutto il fatto. E cosa facevano? Ogni volta che c'era magari una scorta o qualcosa, dicevano vai, sì. La facevano stare dove non poteva aver contatto con le detenute, cioè lontano da noi, purché non sapesse niente Sissi, e nessuno parlava a Sissi se non questa assistente, ok? Oltre a lei non c'era nessuno. Dichiarazioni smentite da Gabriella Straffi, all'epoca dei fatti direttrice del carcere della Giudecca. Ebbe un colloquio con l'agente trovato Mazza, rivela in una lettera al quotidiano Il Gazzettino, durante il quale denunciò il comportamento scorretto di un'altra agente nei confronti di una detenuta. Mai in nessuna circostanza, né per iscritto né a voce, Sissi mi riferì di scambi di stupefacenti all'interno dell'istituto. Io ti dico quello che è successo, cioè che è successo a Sissi, è successo nel frattempo che noi stavamo facendo una cosa, cioè stavamo facendo delle indagini, ok, sia per tutelare Sissi che per tutelare noi detenute. Non lo so se qualcuno magari che lei si fidava, l'hanno presa, l'hanno... Di droga all'interno del carcere, Sissi aveva parlato anche alla madre Caterina, che continua a chiedere giustizia. Al commissariato, che a me dopo 4-5 giorni si è ricordato che c'era la mamma di Sissi, quando mi ha chiamato io sinceramente ho detto tutto quello che mia figlia mi raccontava, e io so per una cosa certa che loro non hanno fatto niente. Io ho parlato di quello che Sissi mi raccontava della droga, io ho raccontato tutto, ma di questo non è mai uscito fuori niente. Continuiamo con la cronaca, con la tragedia che si è consumata ieri sera e che ha sconvolto l'intera comunità di Motta di Livenza, in provincia di Treviso, uno schianto in auto, la vittima è un giovane trentenne che si stava recando al lavoro, ferito il collega. Oggi è stato un via vai di amici, colleghi e familiari. Hanno lasciato dei lumini, hanno fissato quel ponticello in cemento dove la macchina ieri si è schiantata. Una tragedia immensa, l'ennesima per la Marca. 3 giorni, 3 vittime della strada. Ieri sera alle 21:30 si è consumato il dramma. 2 operai si stavano recando a lavoro quando ad un tratto l'auto ha deviato finendo dentro questo fossato e ribaltandosi. Ad accorrere per primi i proprietari della casa. Abbiamo sentito un forte tonfo, ha tremato la casa e siamo usciti a vedere perché si vedevano le luci nel fosso. La macchina era rovesciata e non si vedeva muovere qualcosa dentro, ma non si riusciva a aiutarli a uscire. Abbiamo chiamato subito il 118. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e gli uomini del SUEM. I 2 operai sono stati estratti dalla macchina. Per Iulian Ciurcanu, 30 anni di nazionalità rumena, non c'è stato nulla da fare. Ferito il collega, un ragazzo indiano portato subito in ospedale a Treviso. Saranno i carabinieri ora a dover ricostruire la dinamica di questo grave incidente stradale. I ragazzi, ci spiega la signora, erano appena partiti, abitano in un paese vicino, questa strada la conoscevano bene. Una disattenzione o magari una macchina che è uscita dalla vietta lì e può aver creato un attimo di disappunto, uno storta un attimo il volante e un attimo. Purtroppo questi fossi sono terribili perché i guardrail sono pericolosi perché ti schianti, ma senza, finché vai nel verde bene o male attutisce, però quando trovi poi i muretti sono terribili. La provinciale è una strada piuttosto pericolosa, ci spiega, gli automobilisti corrono soprattutto di sera. È abbastanza pericoloso perché c'è una curva abbastanza ampia, però arrivano tutti molto velocemente perché sono abituati che non c'è traffico e quindi arrivano tutti di corsi, camion per primi. A terra i segni della tragedia, l'ennesima vita spezzata. Julian era sposato ed aveva una bimba, lavorava in una ditta come operaio, i suoi sogni si sono infranti contro questo ponticello. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Di nuovo in diretta, sarà posata domani mattina tra le 5 e le 6 l'ultima paratoia mobile che completa la predisposizione del MOSE, il sistema di dighe mobili che dovrà proteggere la laguna di Venezia dalle acque alte. L'ultima, la numero 78 in totale, è situata nella bocca di porto di Lido Sud sul canale di San Nicolò. La prima era stata posata il 19 maggio 2017 alla bocca di porto di Malamocco. Il sistema di difesa risulterà così completato nella sua parte meccanica. Le barriere non sono tuttavia in grado di alzarsi poiché dovrà essere ancora implementato il sistema di comando e movimentazione. Voltiamo pagina, cartelli contro chi abbandona i rifiuti a Marostica, Marostica sceglie la multa, ma anche delle frasi a finalità educativa che fanno però discutere. Multa fino a 3.000 euro, ma soprattutto l'etichetta di incivile e mona, anzi 3 volte mona. Ecco la provocazione dell'amministrazione di Marostica, che per colpire chi abbandona i rifiuti ha deciso di non limitarsi alla sanzione. C'è la multa, ma soprattutto quella parola, fastidiosa ed efficace, che dà dello sciocco a chi lascia i rifiuti lungo le strade, soprattutto lungo i sentieri, nei prati, dove trovare un sacchetto abbandonato non si può perdonare e dove ogni giorno cittadini e turisti si cambiano le scarpe e vanno a passeggio. Cartello. Ha ragione, perché la gente non ha educazione, tutto là. Pensa che serva a qualcosa? Beh, serve, per quei disgraziati là no. In generale penso che qualcosa faccia, insomma. La discussione si allarga anche in città, a un paio di chilometri di distanza dai cartelli che sono nel quartiere Sant'Agata, dove non ci sono i sentieri, ma le strade, i parcheggi e dove i cittadini si dividono. Un po' volgare, no? Mi sembra un po' pesante come cartello. Personalmente sì. È offensivo e sicuramente si può parlare anche in modo corretto ed essere incisivo, lo stesso. Però chi abbandona i rifiuti è maleducato. Sarebbe da evitare di abbandonare i rifiuti in giro, non è civiltà. Questo termine? No, il termine non sono d'accordo, però sull'idea di tenere un ambiente pulito certamente. Altra discussione sulla parola, qualcuno si potrebbe offendere. Chi che ho fatto non è che sta anche bene per me. Fatto bene, benissimo. Si offenderà quello che non butta via i rifiuti, insomma, senza metterli al suo posto. Diciamo si può usare espressioni molto diverse per fare certe contestazioni. Questo penso che non sia una cosa giusta. È volgare, troppo volgare, assolutamente no. Poteva mettere qualcosa di meglio. E poi c'è chi assolve i cittadini di Marostica, è impossibile che siano stati loro. Penso che sia gente da fora, non credo che sia gente del posto. Però ha fatto bene secondo lei o no? Sì. Ha fatto bene. Diciamo che è cerca di tenere pulita la città. L'amministrazione un risultato l'ha comunque ottenuto, mettere pressione su chi pensava che abbandonare i rifiuti lungo la strada fosse la soluzione più facile. Prendere una multa si può metterla in conto, farsi dare del mona non si può sopportare. È tutto, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia e Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova. Con il Veneto ci fermiamo qui, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo, continua a prevalere il bel tempo sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto ci attende una splendida giornata caratterizzata da un tempo asciutto e stabile e anche piuttosto soleggiato ovunque. Entro la serata non si esclude qualche piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime comprese tra 5 e 8 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà il sole a dominare con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Qualche addensamento dal pomeriggio e locali nevicate in nottata a bassa quota sulle Alpi. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime comprese tra 7 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto e non si esclude qualche locale nevicata a bassa quota e localmente anche fino al piano sui settori meridionali. Neve localmente copiosa anche sul resto della regione. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime tra 3 e 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic
Quick Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.